Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Allora, come diceva prima la Presidente Rizzotto, questo è un testo appunto non innovativo, compilativo. Abbiamo preso vari articoli anche in diverse leggi, non solo in leggi specifiche in materia di urbanistica e pianificazione. Abbiamo fatto questo lavoro interno alla direzione. Sottolineo sempre questo aspetto del lavoro nostro, cioè che questo non è il risultato anche di consulenze di terzi, fossero professionisti, tecnici o amministrativi, perché abbiamo voluto, visto e considerato anche l'enorme esperienza e l'enorme conoscenza che c'è in termini di normativa all'interno della direzione, portare proprio dentro questo testo tutte queste nostre peculiarità. È evidente che ci siamo anche confrontati con le altre direzioni regionali del turismo, anziché la direzione che si occupa della VAS, anziché qualsiasi altra difesa del suolo e quant'altro, anche il commercio, per cercare di comunque dare anche un messaggio all'interno della struttura regionale rispetto a questo testo che dovrà essere da quando sarà approvato in poi il riferimento quando si parla di pianificazione. Noi abbiamo avuto finalmente il nostro strumento urbanistico, che è il DTRC, nell'estate del 2020. Oggi, dopo 3 anni, anzi 3 anni e mezzo, speriamo di riuscire anche a avere il nostro strumento amministrativo e anche legislativo riguardo alla materia della pianificazione. Parlo di pianificazione perché quando parliamo di pianificazione parliamo di urbanistica, parliamo di paesaggio, parliamo anche di ambiti, diciamo, complessi all'interno di questa, come dire, gestione del nostro territorio. La struttura del testo unico è abbastanza semplice, sono 5 capitoli, 5 parti, sono circa 120 articoli. Altra premessa, stiamo lavorando ancora, nel senso che riceviamo input a parte le varie proposte di legge che, come vi diceva prima la Presidente Rizzotto, vengono presentate al Consiglio regionale e vengono poi anche trattate dalla seconda commissione. Abbiamo anche proposte a livello nazionale, e da ultimo appunto il Codice delle Costruzioni, anziché proposte di legge sulla rigenerazione, la riconversione e quant'altro, che noi dobbiamo comunque avere sempre a mente, malgrado siano solo proposte di legge, per dare un senso anche alla nostra normativa regionale. Ricordo a tutti che la materia dell'urbanistica è materia concorrente ai sensi della revisione del titolo quinto della Costituzione italiana, ma la Costituzione dice che in questa materia, come in altre concorrenti, le regioni possono legiferare all'interno di un quadro normativo nazionale. Beh, il nostro quadro normativo è del 1942, quindi è abbastanza datato. E come regioni siamo arrivati alla quinta stagione di piani urbanistici e di leggi urbanistiche regionali. Siamo molto evoluti, peraltro abbiamo anche una rete di informazione tra di noi come regione molto, molto puntuale, molto concreta, per cui quando parliamo di urbanistica in Regione Veneto è perché ci confrontiamo con gli altri colleghi delle altre regioni, anche per capire cosa è meglio di fare, quali sono gli errori, quali sono quelle pratiche, diciamo, anche buone pratiche che possono essere in qualche maniera, possono rientrare nei nostri testi di legge. Quindi abbiamo appunto cercato di fare questo lavoro all'interno della nostra struttura e devo dire la verità con un grande impegno e anche una grande proprio passione relativamente a questa materia.
Abbiamo appunto queste 5 parti, 2 allegati che da qualche giorno a questa parte sono pubblicati all'interno del sito dedicabile, poi ci sarà una slide con anche il percorso per poter, se ancora non l'avete fatto, visitare il sito che è costantemente aggiornato, non solo col testo che può essere scaricato senza grossi problemi, ma abbiamo tutta una serie anche di aggiornamenti e di informazioni. Esattamente, ci sono anche le slide, abbiamo anche messo delle registrazioni di altri incontri, ma più o meno queste sono le cose che comunque andiamo a raccontare al territorio. I 2 allegati sono riferiti a un tema fondamentale che ci interessa dal 2017, che è il contenimento del consumo del suolo, e l'allegato invece relativo a una parte di edilizia che ancora è nelle nostre competenze, che è legata alla legge 14 2019 Veneto 2050. È evidente che c'è sempre un cappello, diciamo, in legge, specialmente nelle leggi che parlano di territorio, relativo a questa impronta ambientale che noi dobbiamo avere, questa sensibilità che qualsiasi pianificatore, che sia comunale, che sia provinciale o regionale, deve avere. E quindi naturalmente la parte, i primi articoli tendono a sottolineare ovviamente questo aspetto. La parte seconda invece è ovviamente riferita all'urbanistica e ha anche una serie di novità, piccole novità che abbiamo voluto inserire. La prima, forse la più anche sciocca ma fondamentale, è che noi abbiamo 7 amministrazioni provinciali, ma 6 province e la città metropolitana di Venezia, peraltro che già fa parte della città metropolitana di Venezia, non è più la provincia di Venezia. Ed era giusto dare questa identificazione chiara e precisa anche nella norma regionale. Abbiamo revisionato la disciplina dell'istituto della partecipazione, perché la partecipazione è un istituto fondamentale, sostanziale, e permette alle amministrazioni, in questo caso, di raccogliere anche le istanze, le informazioni, le osservazioni, e permette invece agli interessati, al territorio, ai residenti, ai professionisti di poter dare il proprio contributo conoscendo qual è la norma sulla quale si discute. Però è anche vero che dobbiamo sempre dare un confine all'interno del quale ci si può muovere, perché altrimenti la partecipazione è infinita. Abbiamo sempre e ogni giorno delle cose da aggiungere, da togliere, consigli da dare, però è anche vero che dobbiamo rendere, come in questo caso qui, un testo di legge e dobbiamo portarlo in consiglio regionale perché l'Aula lo possa approvare nel caso specifico. Ma la stessa cosa vale per qualsiasi azione amministrativa. La partecipazione deve essere anche, come dire, identificata all'interno dei confini ben precisi. Abbiamo anche inserito un istituto che ormai è il nostro, come dire, appuntamento mensile, che è il tavolo permanente con le strutture provinciali, perché da quando con la legge 11 man mano sono state delegate alle province la delega in ordine alla pianificazione urbanistica, perché il patto viene redatto in copianificazione e comunque viene approvato anche dalle amministrazioni provinciali, in quel momento la Regione ha perso il contatto con il territorio che prima aveva costantemente, dovendo approvare, valutare, istruire, valutare, e approvare il PRG o le varianti al PRG. Quindi questo è un tavolo costante, continuo, mensile praticamente, all'interno del quale ci scambiamo, siamo 7 amministrazioni provinciali e un'amministrazione regionale, ci scambiamo le informazioni, ma anche le esigenze, ma anche, come dire, anche le novità e le osservazioni rispetto a come sta reagendo il territorio, anche alle novità normative. E quindi abbiamo inserito anche questo aspetto. Abbiamo cercato di sottolineare ancora l'importanza e la nostra presenza come struttura regionale all'interno della pianificazione comunale quando parliamo di contenimento di consumo del suolo. È un obbligo che abbiamo, un onere, anzi più che un obbligo, è un onere, non
solo derivato da una norma, quella del 2017, che peraltro stavolta deriva da un obbligo di legislazione comunitaria, ma è anche, come dire, una forma di cultura e di sensibilità che noi dobbiamo in qualche maniera trasmettere al nostro territorio. È facile per qualsiasi, diciamo, intervento edilizio occupare del territorio vergine, del territorio agricolo. Vai, progetti, scavi, fai le strade, i sottoservizi, ma questo vuol dire cominciare a, come dire, consumare un patrimonio che è lo stesso patrimonio che ci permette di sopravvivere, dico sempre, perché noi viviamo perché ci abitiamo, ma dall'altra parte lo utilizziamo perché mangiamo e quindi sopravviviamo. Questo è un equilibrio che ci viene chiesto, come dire, non solo ci viene chiesto, è anche un obbligo che abbiamo di riuscire a mantenere. Dobbiamo sì consumare il territorio per vivere, ma dobbiamo anche, come dire, valorizzare e mantenere il nostro territorio agricolo perché ci serve per sopravvivere. Questa cosa naturalmente si traduce in una norma, si tradotta in una norma, ma si traduce anche in un monitoraggio, per cui cerchiamo di capire tutti i 563 comuni come si stanno muovendo anche in termini di contenuti, di rispetto della norma sul contenimento del consumo del suolo. Ecco perché ogni tanto se c'è qualche collega delle amministrazioni comunali arriva qualche mia letterina che non è cattiva. Noi non vogliamo controllare, abbiamo bisogno di avere i dati, abbiamo bisogno di monitorare qual è la situazione per capire quali sono le esigenze per migliorare ovviamente anche le nostre normative e per dare queste informazioni alla nostra parte politica, perché ricordiamo, e lo dico sempre, perché alle volte io mi ricordo quando ero tecnico comunale mi arrivavano le lettere firmate da Vincenzo Fabris, mio predecessore, storico predecessore, e dicevano: questo vuole sempre sapere, avere informazioni, cosa vuole controllare? No, non voleva controllare come noi in direzione non vogliamo controllare, ma abbiamo bisogno di avere i dati, perché se abbiamo la conoscenza del territorio riusciamo a dare informazioni alla nostra amministrazione regionale, sia giunta che consiglio, per poter legiferare al meglio, perché solo se si conosce si può governare un territorio, se non lo si conosce si può solo intuire e alle volte l'intuizione non è sempre corretta. Abbiamo inserito questa peculiarità che fa nascere delle ipotesi contrastanti riguardo all'accettazione almeno di questa novità, che è quella della durata del piano degli interventi. Il piano degli interventi, chiamato anche il piano del sindaco, per norma ha una durata di 5 anni. Ci sono comuni molto piccoli che si trovano alla scadenza di 5 anni a dover riproporre con bandi per capire con i proprietari che sono interessati dalle aree di sviluppo o residenziali produttive. Siete ancora interessati? Sì, no, e allora dobbiamo prorogarlo di un anno, però dobbiamo far magari, insomma, tutta una serie di meccanismi piuttosto anche, come dire, stringenti, che potrebbero essere bypassati nel momento in cui l'estensione di questo, chiamiamolo, di questi diritti che vengono consegnati col piano degli interventi sono leggermente più lunghi nel tempo. Questa è stata una proposta che abbiamo fatto, anche perché abbiamo a mente di un aspetto fondamentale che di 563 comuni più del 50% ha meno di 5.000 abitanti, il che vuol dire che hanno delle strutture amministrative e in particolare degli uffici tecnici risicatissimi, con poche persone, ma hanno poche come dire, capacità economiche di poter intraprendere attività di progettazione e di pianificazione. Quindi ci siamo posti anche questo problema. Abbiamo sbagliato, torniamo indietro, non è un problema. Beh sì, ovviamente che non è che un Alpi dura 10 anni, il mutismo e l'assegnazione, vuol dire che comunque le varianti necessarie di volta in volta continuano a non essere possibili. Ricordo a tutti, e mi permetto di sottolinearlo anche a questo comune, che il piano degli interventi è
più importante che la Regione Veneto potesse dare al proprio territorio. Come diceva prima il Presidente, chiaramente quando c'era il PRG tutti dovevano venire a fare come dire, sala d'attesa in Regione Veneto. Le amministrazioni che hanno i PAP e quindi possono lavorare il PI viene adottato e approvato, e qualsiasi variante del PI viene adottato e approvato dal Consiglio Comunale, ammesso e concesso che non si superino e non si come dire, si superino anche le valutazioni in ambito ambientale, quindi le procedure di VAS o le procedure legate a aspetti sismici anziché idraulici. Ma queste sono, come dire, delle questioni, diciamo, di contorno per quanto importanti, però la sostanza, cioè le scelte urbanistiche, rimangono all'interno dell'amministrazione comunale. E in questo caso qua ovviamente abbiamo anche sulla questione del contenimento del consumo del suolo diciamo, sottolineato anche le norme rispetto al monitoraggio. Poi c'è anche una revisione per quanto riguarda la disciplina dell'istituto dei piani urbanistici attuativi, cercando di dare anche attraverso la lettura delle sentenze più o meno recenti relative a contenziosi in materia di urbanistica e di pianificazione, abbiamo cercato anche di dare, come dire, dei paletti e delle certezze, di inserire paletti e certezze all'interno anche della disciplina dei piani urbanistici attuativi, quando anche possa essere un tema, come già citava la Presidente, relativo alla redazione, anche su proposta delle amministrazioni locali, di un quaderno, cioè di una sorta di vademecum del buon pianificatore, perché le buone pratiche sono le cose, sono quelle caratteristiche, quelle esperienze che ci permettono veramente di poter dire: ah, abbiamo fatto una buona legge, abbiamo dato buoni indirizzi, abbiamo verificato che questi indirizzi sono stati applicati e i prodotti sono positivi e danno una risposta al territorio, che non vuol dire che il territorio è fatto dai residenti, è fatto proprio dai nostri concittadini. Abbiamo anche cercato di chiarire, e comunque su questo stiamo già lavorando sull'idea di un quaderno riguardo alle dotazioni territoriali, quindi i famosi standard urbanistici. Ricordiamoci sempre che noi vorremmo essere modernissimi, applicare norme, cioè anche esperienze, diciamo, di altri paesi riguardo all'urbanistica, ma noi siamo incardinati su norme statali vecchissime, ahimè, che però vanno rispettate e che vengono considerate quando vengono valutate le norme regionali in sede di Corte Costituzionale. Quindi bisogna sempre che l'occhio attento della Regione sia anche quello di non dimenticare che ci sono delle leggi quadro urbanistiche o in materia comunque di urbanistica, di edilizia, che devono essere sempre attentamente considerate ai fini della legittimità dei testi di legge regionali. E quindi in particolare quando anche parliamo di elementi peculiari come quelli degli standard urbanistici. Un'altra esperienza che abbiamo fatto e che abbiamo voluto inserire all'interno di questo testo unico è quella che stiamo facendo per le infrastrutture verdi, perché la questione dello standard urbanistico legato alla resa di aree verdi alle volte significa per un'amministrazione comunale un'attività di manutenzione che non sempre si riesce a sostenere perché è costosa e sappiamo benissimo che le amministrazioni comunali, medie e piccole hanno anche alle volte problemi proprio economici per poter sostenere questa attività di manutenzione. Però nel momento in cui abbiamo un evento calamitoso, un evento atmosferico particolare, cade un albero, la responsabilità civile e penale è in capo alle amministrazioni che vengono anche, come dire, tacciate di mancata manutenzione. Quindi stiamo cercando anche di raccogliere esperienze fatte da altre amministrazioni, anche all'interno della Regione Veneto, per dare qualche
di spunto anche alle amministrazioni che insomma magari su questo sono meno aggiornate. E abbiamo anche cercato di revisionare, di dare chiarezza sui tre istituti che sono fondamentali, che sono le aree di rispetto, le aree di vincolo e le zone di tutela. Sempre questo attraverso anche la lettura di interpretazioni di norma anche a seguito di sentenze di contenziosi. È fondamentale anche dare delle indicazioni precise perché non si faccia più confusione anche rispetto a istituti che sembrano tra loro molto simili ma che in realtà hanno un loro significato peculiare. Poi abbiamo fatto tutta un'elaborazione molto semplice, semplicistica riguardo sia alla perequazione urbanistica che alla perequazione territoriale con dei rimandi a degli articoli particolari. Abbiamo cercato anche di trattare, cercando di risolvere ovviamente, ma anche qua ci auguriamo che ci sia un riscontro da parte del territorio e delle amministrazioni comunali rispetto alle discipline delle aree non pianificate, questo buco nero che ci sembrava il caso di, come dire, anche risolvere. Abbiamo anche la questione dei PAT e dei PRG, dei PAT ne ha già parlato la Presidente, non ritengo opportuno spendere altre parole. Abbiamo inserito la norma riguardo ai quaderni e una valutazione anche sui servizi ecosistemici e questa forma anche di utilizzo e di trattamento del nostro territorio proprio ai fini del contenimento del consumo del suolo. Stiamo tuttora lavorando anche sulla norma sia della 1417 che 19 relativa al tema della riqualificazione, della rigenerazione, in maniera da poter dare un testo unificato, perché effettivamente le due 14 trattano più o meno lo stesso tema e in qualche maniera possono rendere complicata la lettura, quindi stiamo cercando proprio che malgrado fossero molto vicine, perché una del 17 e una del 2019, stiamo cercando proprio di chiudere questa lettura condivisa delle due normative rispetto al tema della rigenerazione urbana, che è peraltro un tema molto sentito perché gran parte anche dei finanziamenti che derivano poi anche dal PNRR sono legati a questa tematica, per fortuna, finalmente. Avendo fatto un'esperienza riguardo alla norma regionale sui usi temporanei, l'abbiamo aggiornata grazie all'esperienza che siamo riusciti a fare con alcune amministrazioni. Abbiamo sottolineato aspetti relativi al contributo straordinario. Scusate, questo è il capitolo, è la parte legata all'edilizia, sempre all'interno del testo unico. Parte ovviamente legata all'edilizia che ci vede sempre molto, come dire, guardinghi nel momento in cui inseriamo qualche novità, perché la norma non è concorrente, è esclusiva dello Stato e noi poi siamo molto attenzionati a Roma, vedi tutta una serie di proposte che negli ultimi anni sono state portate dal Consiglio regionale, come diceva prima la Presidente Rizzotto, tolleranze e quant'altro. Comunque direi che in tema di edilizia abbiamo secondo me proprio una commissione a parte a Roma che quando vede arrivare qualcosa dal Veneto ci fa pelo contro pelo, risonanze magnetiche, tacche, tutto quello che è possibile, per cui viviamo sempre con un po' di apprensione anche queste novità che cerchiamo di, non novità più che altro, secondo noi siamo chiarimenti, ma loro le verificano, le leggono come novità, quindi siamo stati anche molto attenti nell'inserire alcune novità rispetto alla materia edilizia all'interno del testo unico. Poi abbiamo inserito cercando di chiarire alcuni aspetti che ci sembravano poco chiari sulla Veneto 2050 e abbiamo ovviamente assorbito completamente, all'interno del testo unico viene assorbito completamente anche la norma sul recupero dei sottotetti. E poi tendo sempre a sottolineare questa attenzione verso il patrimonio detto area agricole. Diciamo che c'è un percorso che la Regione Veneto sta facendo verso questa tutela del territorio agricolo, non da ultimo la legge di
fotovoltaico a terra, quindi come dire, utilizziamo il nostro patrimonio agricolo in maniera oculata e con l'attenzione che è dovuta anche rispetto alle esigenze generali che ha il territorio. La quarta parte è relativa al paesaggio, altro tema che non riveste una materia concorrente ma esclusiva dello Stato, quindi la fa ancora da padrone, ma peraltro la fa da padrone diciamo anche a livello di norma statale, quando abbiamo qualche novità, il codice dei beni culturali, quindi il 42 del 2004 non ce lo toglie nessuno, ahimè purtroppo, però su questo stiamo lavorando perché qualcuno di voi sa che a novembre abbiamo ripreso, grazie alla nuova intesa sottoscritta tra il Presidente Zaia e l'attuale Ministro Sangiuliano, attuale Ministro dei Beni Culturali, abbiamo ripreso il lavoro sul piano paesaggistico, tenendo conto fondamentalmente un lavoro che era iniziato nel 2009 ma che ha rilevato un patrimonio paesaggistico unico in Italia. Siamo l'unica regione con più di 1100 vincoli da decreto ministeriale e abbiamo oltretutto tutte le aree di tutela previste dalla ex Galasso. Questo patrimonio culturale paesaggistico copre più del 50% del territorio veneto, quindi interessa praticamente tutte le amministrazioni comunali che devono rilasciare la fantomatica autorizzazione paesaggistica che è atto prodromico a tutti i provvedimenti, siano permessi costruire o comunque provvedimenti legati alle attività edilizie. Ecco, questo è un lavoro che stiamo facendo costantemente con i funzionari e i sovrintendenti, ovviamente delle strutture, delle soprintendenze, delle 3 soprintendenze della regione, lavoro che naturalmente richiede un'attenzione particolare perché il Ministero e le soprintendenze fanno tutela, quindi tendono ad ingessare quello che c'è. Noi invece cerchiamo di di mettere in rilievo quella che invece è la nostra competenza, che è quella di valorizzazione, specialmente quando parliamo di paesaggio. Il paesaggio è una cosa in continua evoluzione, non è Palazzo Ducale che là starà per sempre e starà così ovviamente, quindi va tutelato per com'è. Il paesaggio sono elementi in continuo divenire, quindi vanno non solo tutelati ma vanno valorizzati, e quindi nella pianificazione, dando regole precise, possiamo dare anche delle certezze al nostro territorio, quindi ai nostri utenti. Ecco che in questo caso noi nel piano paesaggistico stiamo facendo questo lavoro di restrizione di tutti questi vincoli, dando le regole di quello che si può fare e quello che non si potrà più fare. E quindi un tecnico comunale, anziché un progettista, saprà esattamente quando lavora e quando vuole progettare e operare all'interno di un vincolo particolare, saprà quello che può essere fatto e quello che non può essere realizzato, e quindi eventualmente nel momento in cui è necessario trovare un compromesso anche quali possono essere le regole tali, per cui anche su questo ci stiamo impegnando come amministrazione regionale, tenendo anche conto, anche qua, e questo lo dico sempre perché per noi è fondamentale, perché sembra che la Regione Veneto viva nell'Olimpo di Venezia, centro storico. In realtà poi noi siamo al terzo piano, per cui siamo proprio l'Olimpo della struttura regionale, ma non è vero, perché abbiamo contatti continui anche con quelle amministrazioni comunali di regioni che hanno già il piano paesaggistico, cioè di strutture locali, quindi che hanno, diciamo, l'attenzione nei confronti del proprio territorio e dei propri utenti per capire effettivamente cosa non dobbiamo fare all'interno del piano paesaggistico, cosa è meglio fare, perché è un'esigenza delle amministrazioni comunali. Quindi siamo in contatto spesso e volentieri, anche da ultimo ieri, con alcune amministrazioni locali di regioni che hanno già il piano paesaggistico, e credetemi, abbiamo imparato tantissime cose, specialmente i miei colleghi funzionari che magari hanno sempre lavorato in regione, perché io ho avuto anche la fortuna di lavorare nei comuni, quindi capisco certe esigenze, ma anche i miei colleghi funzionari hanno capito che effettivamente
c'è un passaggio diretto importante e fondamentale. Beh, l'ultima parte sono le disposizioni finali. Le leggi che vengono abrogate non scompaiono, ma sono assorbite da questo testo, quindi un domani non ci sarà un'applicazione della 11 della 14, ma ci sarà l'applicazione del numero che abbiamo quale sarà il numero fortunato di questo testo unico. Ultime slide sono dedicate al sito di cui prima vi parlavo. Sopra in blu vedete il percorso anche per potervi accedere, ma se su un motore di ricerca come Google digitate WTS Regione Veneto esce immediatamente il sito dedicato. Qua trovate tutte le informazioni e in particolare però trovate anche il modulo per poter esprimere, e ve lo chiediamo, vi chiediamo di poter dare il vostro contributo, ma vi chiediamo di darlo in una certa forma perché speriamo siano molti, quindi abbiamo bisogno di fare una lettura anche speditiva. C'è anche il modulo per la presentazione delle eventuali osservazioni o contributi che appunto abbiamo strutturato per questo testo unico. Grazie.